una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un... Non amava assolutamente ricordare il giorno del compleanno e tantomeno penso questo, perché si sarebbe svegliato e mi avrebbe probabilmente detto lasciami dormire e svegliami domani. Fabrizio De André era così schivo e controcorrente anche nella vita di tutti i giorni. Scomparso l'11 gennaio 1999, oggi avrebbe compiuto 70 anni. La sua memoria e la forza della sua opera sono per la cultura e la musica italiana un patrimonio prezioso che Dori Ghezzi, sua moglie, coltiva e conserva con la Fondazione De André. Tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Uomo e artista tormentato, negli ultimi anni, racconta Dori, Fabrizio si era riconciliato con la vita ed era più sereno, aveva sempre voglia di imparare e conoscere cose nuove. E visto che non amava le ricorrenze, lasciamo che sia lui oggi a fare un augurio a noi, con la frase scelta come motto della Fondazione. E poi d'un tratto l'amore scoppiò dappertutto. Ecco, ed ecco la realtà che forse lui non ha fatto in tempo a vivere, ma che si augura per tutti noi evidentemente, e per i nostri figli, per il futuro. Ero più curioso di voi, ero molto più curioso